Gli allievi dell'Istituto Alberghiero di Siracusa a lezione di prodotti locali. Un ciclo di studi per fare comprendere ai ragazzi l'importanza di valorizzare i prodotti del territorio e possibilmente sposarli con quelli provenienti da altre culture. Questo si lega con l'ambito locale, gli altri due sono olio e quindi la provincia di Siracusa ci sono delle aree, come ben sai, di notevole importanza, l'area Iblea principalmente, e le birre che sono un elemento di novità ulteriori per quanto riguarda i birrifici, i piccoli birrifici artigianali che anche in Sicilia, anche nel siracusano, si stanno diffondendo. Tutto questo si tratta di comunicarlo a dei giovani, a degli studenti, cercando di dare delle informazioni, di arricchire il loro bagaglio conoscitivo e io direi anche di farli appassionare. La scuola è pronta a confrontarsi con il mondo esterno, soprattutto quando c'è da apprendere. Sicuramente la scuola ha sempre più bisogno di confronti col mondo esterno, col mondo del lavoro, che permette ai ragazzi di avere comunque una visione completa di quello che è il loro percorso di formazione. Il confronto è la cosa più importante e devo dire che la collaborazione con la Slow Food da pluriennale oramai ci porta sempre più avanti e dà ai nostri ragazzi l'opportunità di potersi spendere effettivamente con delle competenze sempre più aderenti a quello che è il mondo del lavoro. L'ultimo ciclo di lezioni era dedicato al caffè. Pur essendo prodotto in paesi stranieri, il caffè si abbina bene ai prodotti e alle pietanze locali. E con questo progetto abbiamo cercato un attimino di apportare ai nostri alunni delle nuove tendenze, le nuove competenze, aggiornamenti in merito al settore della caffetteria. Affiancato a che cosa? Anche alla cultura di slow food, il pensiero di slow food che cerca un attimino di avvicinare il cibo di qualità e anche la sensibilità dei paesi dove magari viene prodotto questo prodotto, il caffè, e sensibilizzarlo il più possibile in tutti i settori.